Per lui gli studenti erano come scrigni pieni di cose meravigliose. Lui capì che il compito dell'insegnante è quello di tirar fuori da loro il meglio senza imporre niente. Lui li aiutò a imparare e a sviluppare la fiducia in se stessi. Scrisse frasi di questo tenore nel 2000 sul Journal of the Royal Society of Western Australia il professor John Dodson, tratteggiando la figura esemplare di un docente che era appena scomparso. Si trattava di Giuseppe, noto fuori d'Italia come Joseph, e anche noi lo chiameremo così, Giuseppe Gentilli, ebreo, figlio di Giulio Gentilli ed Elisa Iona, nato nel 1912 a San Daniele del Friuli. I miei primi anni furono beati e contenti, raccontò. Ma questo solo finché la Grande Guerra lo costrinse, dopo Caporetto, nel 1917, ad una pericolosa fuga assieme ai genitori e alla sorellina Ginetta. A Corticella, presso Bologna, durante quel periodo di esodo dal Friuli, nacque mesi dopo un'altra sorella di Joseph, Magda. Superata anche la terribile pandemia di influenza detta spagnola, che colpì papà Giulio poi ripresosi, i Gentilli rientrarono a San Daniele. La loro casa era stata sfondata da un colpo di cannone e la sinagoga della locale comunità ebraica era devastata. Nel 1923 la famiglia di Joseph si trasferì a Udine e ciò per lui significò trapiantarsi, così scrisse, in un giardino nuovo e molto più grande. In quello stesso anno nacque suo fratello Roberto e il compianto ingegner Gentilli, scomparso nel 2015, che dal 1976 fu, tra le altre cose, uno dei protagonisti della ricostruzione post-terremoto in Friuli. Diplomatosi all'Istituto Antonio Zanon, roccaforte della scuola geografica friulana, Joseph Gentilli coltivò l'amore per la geografia, le scienze naturali, le lingue, scriveva correntemente in inglese, francese e tedesco, e per altre varie realtà religioso-filosofiche. Laureatosi nel 1934 a Venezia, diventò assistente presso l'Istituto di Geografia dell'Università di Firenze, ma subito iniziarono i problemi. Nel 1935, richiamato alle armi per l'impresa etiopica, che lui giustamente riteneva un'iniqua aggressione, non si presentò. Perciò fu sottoposto alla corte marziale e privato del posto all'università. Continuò tuttavia a studiare, a scrivere, ad esempio sulla rivista Geografica Italiana e su Cefastu, la rivista della Società Filologica Friulana di cui era membro, e poi a partecipare a convegni, muovendo spesso critiche ai testi di storia dell'epoca, testi strumentalizzati dalla ideologia fascista. Nel 1938 fu definito dalla stampa di regime uomo che non sarà mai in grado di capire lo spirito dell'Italia fascista, per fortuna. Subì censure e assistette a violenze squadriste e alla introduzione delle leggi razziali. Mi sentivo intrappolato in un'Europa che stava per esplodere da un momento all'altro, scrisse. Ma nel 1939 riuscì avventurosamente ad approdare in Australia, divenendo poi protagonista di una straordinaria carriera a Perth, University of Western Australia, dove oggi esiste il Gentilli Lecture Theatre e vive uno dei suoi figli. Convinto che la vera guerra da combattere è quella contro i totalitarismi, si prodigò per l'Australian Italian Anti-Fascist Movement. Ebbe fama internazionale e la sua attività fu poliedrica. Analizzò, ad esempio, le migrazioni italiane in Australia, ricoprì numerosi incarichi, ricevette prestigiosi riconoscimenti e dedicò al Friuli basilari studi sui climi e sulla necessità di una università friulana veramente libera e indipendente, come diceva. Un sogno che si avverò tra il 1977 e il 78. Il 1977 è anche l'anno in cui si ritirò. Fu nominato professore onorario ed entrò in una commissione mondiale per lo studio dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze. Il fenomeno era già preoccupante oltre 40 anni fa. Il suo impegno nel mondo ebraico si manifestò poi, fra le altre cose, con la direzione del mensile The Australian Judean. Sia a Perth
sia a San Daniele, troviamo una via che lo ricorda e noi questo ricordo lo vogliamo senz'altro conservare.